SOS Fondo Indennizzo. Sono 10.000 le domande di accesso che rischiano di essere respinte per mancanza di integrazione da parte dei risparmiatori. In Veneto sarebbero 6.000 le richieste che rischiano di essere cestinate. A lanciare l'allarme Patrizio Miatello dell'associazione Ezzellino Terzo da Onara. Attenzione a tutti i 144.000 risparmiatori che hanno inviato la domanda di accesso al fondo indennizzo coi conti dormienti, scaduta il 18 giugno 2020, stanno arrivando e sono già arrivate le richieste di integrazione documenti da parte della segreteria tecnica della Consap. La Consap sta controllando le 144.000 domande ricevute. A oggi ha verificato tutte le 65.000 arrivate nel 2019. Per le 10.000 per cui è necessaria un'integrazione, i risparmiatori interessati sono stati avvertiti via email. Entro 60 giorni devono integrare la domanda per accedere ai fondi, altrimenti l'iter viene bloccato e la domanda respinta. La segreteria tecnica della Consap però ha messo in atto il preavviso di rigetto che consente altri 14 giorni per la risposta. Attenzione che dopo questi 14 giorni c'è il rigetto della domanda. Facciamo un appello anche a quei risparmiatori che per problemi di decesso del papà, dei genitori, che hanno problemi o avevano problemi per la successione, basta andare in comune e fare l'atto di notorietà di successione che costa zero e si può succedere alla domanda di indennizzo al fondo. Mi raccomando, a presto.